2.500 metri quadrati di aree demaniali marittime occupate abusivamente, 1.200 metri quadrati di immobili costruiti senza alcuna autorizzazione, il litorale in mano ai furbetti che avevano trasformato intere aree naturalistiche nel loro personale regno privato fatto di guadagni senza versare un euro di tasse. Ciò che la Guardia di Finanza di Venezia ha scoperto conferma una piaga che nel veneziano è in atto da tempo e che da tempo è sotto costante monitoraggio delle fiamme gialle, le stesse che dal 2012, con l'operazione Alcione, hanno messo in campo controlli a tappeto in laguna. Negli ultimi 6 mesi i finanzieri del reparto operativo aeronavale si sono concentrati nella zona nord, fra Venezia, Jesolo, Quarto d'Altino ed Eraclea. Bilancio: 12 persone denunciate e abusi a raffica. Si trattava prevalentemente di strutture destinate al rimessaggio oppure ad attività di tipo turistico-ricettivo, quindi agriturismi o ristoranti, bar. Abusi edilizi e un danno erariale notevole, oltre 400.000 euro di ICI e IMU non versate ai comuni di appartenenza, che nel frattempo in alcuni casi hanno già emesso le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi, dai cantieri ai ristoranti. Dall'inizio dell'operazione sono 30 le persone denunciate e 7.000 metri quadrati di aree interessate. Abbiamo avuto modo di notare che ci sono diverse difformità, sia in termini di occupazioni di aree maggiori rispetto a quelle date in concessione, abusi edilizi di strutture in tutto o in parte non autorizzate, fino ad arrivare a delle occupazioni abusive tout court. Controlli destinati a continuare perché forse si tratta soltanto della punta dell'iceberg, visto le percentuali di illegalità riscontrate in questa vera e propria piaga. Emerge così una diffusa irregolarità. Noi su circa 50 controlli eseguiti, 46 sono risultati più o meno irregolari, no?